Buongiorno a tutti, dal Consiglio regionale del Veneto un saluto a tutti gli ospiti che oggi sono intervenuti. Abbiamo un momento importante di presentazione di un importante festival vicentino delle Proloco e delle bande musicali, giunto ormai a Vicenza alla terza edizione, e grazie anche a un'intuizione del nostro presidente Andrea Nardin, presidente della provincia, che salutiamo, con tutti i rappresentanti che adesso passeremo qui dal podio per pochi minuti di confronto con la diretta per spiegare quello che andremo a fare in quella giornata di valorizzazione appunto delle Proloco e delle bande musicali che si terrà a Villa Cordellina, Montecchio Maggiore di Vicenza. Io ne approfitto per ringraziare sia il mondo delle Proloco, perché insomma il territorio veneto è un territorio di Proloco, sono fondamentali per tutte le nostre comunità, per i comuni, la grande collaborazione, io l'ho vissuta personalmente quando sono stato sia sindaco della mia città che presidente della provincia di Vicenza, e teniamo forte questo legame e adesso vi spiegheremo anche come faremo a valorizzare questo patrimonio. E lo faremo anche appunto attraverso il sostegno alle bande musicali, che è un'altra bellissima realtà del nostro territorio, un patrimonio culturale vero che vogliamo conservare. La cosa che colpisce sempre di più quando andiamo alle manifestazioni e troviamo le bande che suonano in tutti i paesi è la presenza di tantissimi giovani. Ci sono tante persone mature, ma ci sono anche tantissimi giovani musicisti, che maestri di musica, che professori di musica in alcuni casi, che partecipano alle bande delle proprie comunità. Ed è una tradizione che in Veneto è particolarmente sentita, devo dire anche in Italia. L'Italia è un paese di bande musicali da tutte le latitudini, da nord a sud. Come vogliamo sostenere questo mondo? Lo vogliamo fare attraverso una modifica, un progetto di legge che in realtà già il consigliere Razzorini aveva portato avanti nella passata legislatura, ma i tempi tecnici non ne hanno permesso l'approvazione, che il nuovo gruppo porterà avanti, la nuova maggioranza porterà avanti con il presidente Stefani prossimamente, perché presenteremo appunto una modifica della legge regionale numero 17 del 2019 in merito a quella che è la tutela, la valorizzazione, la promozione e il sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. La volontà quindi è di salvaguardare questo patrimonio garantendo a questi mondi, a questo modo di fare cultura, musicale in particolare, di accedere anche ai finanziamenti della Regione Veneto, perché purtroppo le risorse economiche servono anche per questo tipo di iniziative. Non basta il volontariato e quindi c'è bisogno anche di sostegno economico, ma soprattutto di diffondere, di dare visibilità, di dare continuità a queste realtà culturali vere e proprie, aiutando anche il passaggio generazionale, il coinvolgimento dei giovani che è già ben presente, ma il passaggio poi generazionale per i prossimi decenni. Io, senza entrare nel merito della legge, che sarà poi oggetto di una conferenza stampa nelle prossime settimane ad hoc, magari vi rinviteremo a tornare a Venezia in Consiglio regionale per farlo, lascerei la parola a chi ha voluto fortemente questo festival, che è Andrea Nardin, presidente della provincia, che lo invito qui sul podio a fianco a spiegare quello che sarà questa intuizione e quello che sarà il festival dei prossimi giorni. Beh, innanzitutto è doveroso, ma sentito il ringraziamento al vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, che ci ospita qui oggi e che ha subito sposato l'idea di poter presentare questa realtà che oramai non ha più solo una dimensione provinciale, ma una dimensione regionale, sia per le Proloco che saranno presenti, quindi l'idea che era nata l'anno scorso di avere anche delle rappresentanze delle 7 province viene rinforzata anche quest'anno, ma soprattutto perché l'idea è che le persone che dalle altre province vogliono conoscere cosa c'è in provincia di Vicenza, in questo giorno debbano e possano essere presenti. Quello che ci tengo a dire è come sia nata la genesi di un progetto che, vedendomi presenti nei paesi, ha riconosciuto nelle bande, che sono la voce dei nostri comuni, un po' come i campanili,
e nelle Pro Loco, che ne sono il cuore, degli elementi da valorizzare, da mettere assieme. Elementi non solo legati alla tradizione, ma alla cultura del nostro territorio, la cultura più profonda, che è sì un modo per custodire il passato, ma è un modo per costruire il futuro. E lo facciamo sia attraverso il progetto di legge di cui il vicepresidente ha parlato poc'anzi, quindi una volontà, un impegno di valorizzazione concreto per Pro Loco e per le bande, ma anche come provincia con un evento che veda questi volontari, queste persone che sacrificano il loro tempo durante l'anno al centro della festa, al centro dell'attenzione. Questa era la volontà e siamo riusciti a farlo con quella che, non so se il video scorre o è passato alle mie spalle, una grande, bellissima festa di popolo, dove c'erano oltre 30 Pro Loco, oltre 20 bande musicali, le majorette. E, come ho detto, quando parliamo di volontari, parliamo comunque di competenze, parliamo di persone che valorizzano prodotti che vengono dalla nostra tradizione e che lì potranno essere trovati ed essere valorizzati con un piccolo tour dei nostri paesi, delle nostre frazioni in un unico luogo, e quel luogo è la casa dei cittadini della provincia di Vicenza e la voce della provincia di Vicenza suonerà lì, in una grande sfilata che ci sarà la domenica pomeriggio. Con l'occasione verrà anche inaugurata l'accessibilità di questa casa, di questa villa, a tutte le persone, anche le più fragili. E questo è un altro segnale importante che come provincia vogliamo dare, con una accessibilità della villa a 360 gradi. Ma questo e la collaborazione che noi abbiamo con la Pro Loco, per esempio, di Montecchio, fa vedere come le Pro Loco non siano solo enogastronomia, non siano più solo un aspetto che già di per sé giustificava la Pro Loco, ma sono anche valorizzazione del territorio. Pensiamo alle tante passeggiate, visite naturalistiche, pensiamo alle visite su beni come Villa stessa, Cordellina o tante ville della provincia di Vicenza, quindi sempre più Pro Loco per il territorio. Ringraziamo anche la banca che ci sostiene e tutte le realtà che ci sostengono. E la stessa cosa per le bande, perché nelle bande troviamo sì volontari, ma troviamo professionisti della musica e, come ha detto poc'anzi Francesco, tanti giovani. Diamo fiducia, ma concretamente, e facciamo vedere questa parte della gioventù che domenica sarà lì a cucinare, sarà lì a suonare, per fare vedere non solo un'altra faccia, ma la faccia prevalente della nostra gioventù. Persone che si impegnano per gli altri, molto spesso con i fondi che vengono raccolti dalle sagre, dalle feste, vengono aiutate tantissime organizzazioni di volontariato. E con l'occasione tutto questo verrà anche sintetizzato in un libro del professor Ronco che presenteremo nella stessa mattinata, e ci saranno anche dei momenti di approfondimento di natura, diciamo così, tecnica, organizzate dalle bande, quindi veramente un mondo del volontariato a 360 gradi, che la provincia di Vicenza, in collaborazione con gli enti che vedete rappresentati alle mie spalle, ha voluto mettere al centro, non solo al servizio degli altri, ma al centro della nostra provincia. Un grazie veramente, perché l'anno scorso abbiamo fatto il sold out, speriamo di ripetere anche quest'anno, incrociamo le dita, ma era veramente bello. E concludo con quella che è per me l'aspetto più importante, vedere come tante fasce tricolori, tanti sindaci erano a fianco del loro Pro Loco. Era bellissimo vedere sfilare sindaco, gonfalone, Pro Loco e banda che li accompagnava. Penso che non ci sia miglior sintesi dei nostri comuni e delle nostre frazioni. Grazie veramente a tutti per questa opportunità. Grazie Presidente. E io alla regia dico se è possibile far scorrere le immagini senza audio, così possiamo far parlare gli ospiti. Il Presidente Sasso è il Presidente della Banca delle Terre Veneto. Prego Presidente. È una banca del territorio, qui parliamo di territori, di comunità, è una banca presente in prima linea su tantissime iniziative del territorio veneto, in particolare della nostra provincia, anche quella di Treviso, ma ovviamente guardo casa mia.
Il Presidente è veramente iperattivo da questo punto di vista, sostiene alla grande le nostre iniziative. Grazie Presidente, a lei la parola. Grazie. Grazie a tutti voi che date questa opportunità. Noi vediamo gli obiettivi di questo festival coerenti con i principi ispiratori della nostra banca, che sono quelli di operare anche per la crescita sostenibile del territorio, che vuol dire avere attenzione al territorio, sentire le esigenze. Il territorio ha l'esigenza, prima di tutto, che la banca sostenga l'economia reale, perché da lì esce il lavoro, da lì esce un benessere economico, ha l'esigenza di altre priorità, che sono quelle della sanità, che sono quelle dell'ambiente, però ci sono altre priorità, che sono quelle di valorizzare il territorio, di renderlo attrattivo il territorio. E qui ci sono tutte le componenti, perché qui c'è la valorizzazione del territorio, e ringrazio le Proloco perché si stanno operando per un turismo sostenibile, e nel nostro territorio è assolutamente uno dei più bei posti del mondo, dove il turismo sostenibile io credo che sia veramente un'eccellenza. Ci sono i giovani, c'è la cultura, e per renderlo attrattivo prima di tutto per le persone del territorio, perché a Villa Cordellina l'anno scorso c'era il mondo e anche quest'anno sarà così, una giornata di festa, di gioia, attrattivo per i giovani perché vedono altri giovani, attrattivo per tutti, perché credo che l'attrazione del territorio, l'attrattiva del territorio oggi sia un obiettivo che ci dobbiamo porre tutti e lavorare in squadra. Noi poniamo la finanza, ma anche per noi è una priorità, perché questa banca guarda al futuro, e per guardare al futuro vuol dire che ci deve essere un territorio attrattivo per trattenere anche i nostri giovani nella qualità delle cose che trovano organizzate in questo modo. Grazie. Grazie Presidente. Ora la parola ai protagonisti. Bande Venete, l'Associazione delle Bande Venete, ANBAC. Chiedo di intervenire ad Eles Belfontali. Prego. Basta accendere il microfono poi. Buongiorno a tutti, grazie della parola. È un onore per ANBAC Veneto essere qui oggi, presenti, e soprattutto essere coprotagonisti della terza edizione del Festival delle Proloco e delle bande musicali. Porto i saluti del Presidente regionale Paolo Girardi, che oggi purtroppo non è presente per un lutto familiare. Ringrazio chi ha parlato prima di me e tutte le persone che nel tempo hanno voluto e sostenuto questa manifestazione, che mi permetto di dire che è proprio splendida, da qualsiasi punto di vista la si voglia valutare. Per ANBAC Veneto oggi è presente anche il responsabile della provincia di Vicenza, Mauro Rigon, che assieme al vicepresidente di ANBAC Veneto, Gianni Righetto, ne erano stati anche loro promotori e hanno svolto un lavoro eccellente di coordinamento dei vari gruppi. Le bande sono un pilastro fondamentale della cultura popolare e della tradizione locale, svolgendo un ruolo di aggregazione sociale e di promozione artistica del territorio. Sono sempre simbolo di festa e di identità. Accompagnano gli eventi religiosi, civili, le celebrazioni, costituendo una vera palestra di musica e di vita. ANBAC Veneto, grazie alla sua presenza capillare nelle varie province, con i suoi quasi centinaio di gruppi, rappresenta circa 6.000 strumentisti. Vorrei spendere 2 parole per tutto quello che è il mondo che c'è dietro a un'esecuzione di un brano in un evento che andate a vedere, no? Perché dopo le persone non abbinano mai a quel volontariato altrettanto impegno che porta quel gruppo a fare un'esecuzione eccellente. Cosa trovano le persone, ad esempio, quando si avvicinano al mondo ANBAC? Trovano persone che lavorano per mantenere viva una tradizione dove i gruppi sono ben insediati nell'ambito del loro territorio, in comune, provincia o via dicendo, ne rappresentano la storia e la comunità locale, come le campane che accompagnano lo scorrere della vita. Lo stesso fanno le bande.
AMBAC lavora anche per un'aggregazione sociale, perché raggruppa al suo interno persone di varie età e di giovani ce ne sono tantissimi. E questo crea senso di comunità e di collaborazione. AMBAC Veneto rappresenta anche valore culturale e popolare, perché, come ho detto prima, è parte integrante delle feste patronali, delle processioni, perché si porta la musica tra la gente. AMBAC Veneto fa anche formazione musicale. La persona inizia un percorso che lo accompagna ad una crescita costante, sia musicale che anche personale. AMBAC Veneto propone anche una versatilità artistica. Cosa vuol dire? Che i complessi artistici non eseguono solo marce, ma anche trascrizioni di opere, musica classica, moderna e colonne sonore, talvolta strutturandosi come bande sinfoniche. Dopo c'è un valore aggiunto che viene apportato dalle bande in un evento che riguarda l'ufficialità e anche danno solennità alle cerimonie importanti. In sintesi, quando si dice banda, non è un semplice intrattenimento, ma è un elemento vivace di cultura condivisa e un patrimonio musicale prezioso. Possiamo considerare AMBAC Veneto, senza peccare di presunzione, come un presidio culturale territoriale, sempre presente. Concludo con le parole del maestro Muti, che ha detto: amate le bande, perché è da lì che sono pervenuti e pervengono ancora molti di grandi strumentisti a fiato. E se mi permettete vorrei elencare i gruppi delle bande che partecipano, perché se ne sono aggiunte delle altre. Questo vuol dire che ci tengono, la manifestazione, come ho detto, è splendida e ognuno vuole dare il meglio di quello che è il proprio fare musica. Banda cittadina di Cornedo Vicentino, banda cittadina di Malo, banda cittadina Girolamo Rossi di Arsiero, banda musicale di Gambellara, complesso strumentale Don Giovanni Busato Castelgomberto, corpo bandistico Giuseppe Verdi e gruppo maggiorette Le Stelline di Creazzo, corpo bandistico di Centrale, corpo bandistico Pietro Ceccato, corpo bandistico Vincenzo Bellini di Povolaro, corpo bandistico Vivaro Due Ville, gruppo maggiorette Verona. Ci sono anche delle junior band, per cui junior band i Giovani Fiati di Creazzo e junior band Montecchio Gambellara, maggioretta 9, e concludo con la Philharmonic Fantasy Band di Noventa Vicentina. Grazie. Complimenti. A fianco alle bande, protagonisti anche della giornata sono le Proloco, e quindi chiedo al presidente provinciale di Vicenza che si occuperà di questa giornata, dottor Antonio Chemello, di venire a dare un saluto e a spiegare un po' l'organizzazione dell'iniziativa della manifestazione. Grazie Presidente. Poi avremo anche il presidente regionale Furlan, sì, che ci farà un saluto. Presidente. Grazie Vicepresidente Rucco per l'invito e per averci ospitato, e grazie al nostro Presidente provinciale per l'idea che 3 anni fa ha avuto di coinvolgere le bande e le Proloco in questa manifestazione che ormai è diventata una manifestazione, penso una manifestazione ormai che tutti gli anni la faremo. E ringrazio soprattutto anche la Regione del Veneto che ci dà il patrocinio, come l'Umpli Veneto con il nostro Presidente, ma anche il Comune di Montecchio Precalcino, perché è importante la sua gestione logistica, e ringrazio l'amministrazione comunale. Maggiore, scusa, sì, Montecchio Maggiore, con il sindaco Silvio Parise. Quest'anno le Proloco sono aumentate, sono più di 40, 9 consorzi vicentine, abbiamo le province di Verona, di Padova, di Rovigo e di Venezia. Questo è importante perché dimostra l'unità che noi come associazione, come Rete Umpli, quando serve noi ci siamo. Ringrazio naturalmente
tutti i volontari pro loco per essere lì la domenica a lavorare per la promozione del nostro territorio, per far vedere, per far squadra, ma soprattutto per far conoscere, come ha detto prima il Presidente di Vicenza, non solo i prodotti che potrete degustare, che sono tantissimi, ma soprattutto anche far conoscere i cammini e le ville che noi come pro loco presentiamo per il nostro territorio. Per parlare di food, se mi permettete, devo leggere perché ce ne sono talmente tanti e siamo anche nell'orario giusto, ma dalla polenta e scoppeton al baccalà alla vicentina e mantecato, agli avanotti, ai bigoli al torcio, al salame ai ferri, ai tortelli di zucca, ai gnocchi di patate e con la fioretta di Recoaro, al pane e cotechino con la pearà veronese, per i panini con la porchetta e tante altre cose, ma poi se mi dimentico qualcuna magari vengo anche rimproverato, le lumache, perché come provincia di Vicenza e Veneto siamo incredibili, gli asparagi, il mandorlato, le carni equine, l'olio e il tartufo dei vari monti, i formaggi dell'altopiano ma anche delle altre parti del Veneto, la sbrisolona, l'amaro a radicchio, la treccia d'oro. Ecco, insomma, se venite Butera anche qua. se venite domenica 19 potete veramente degustare tutti questi prodotti. Però permettetemi anche una cosa che per noi pro loco vicentine, ma anche venete, è importante. Da 2 anni abbiamo istituito un premio che lo consegniamo alle persone che più si sono distinte nell'ambito soprattutto nostro del volontariato. Quest'anno lo diamo a una persona che da 3 mesi, poco più, è mancato. Era un nostro padre nel senso delle pro loco, per quanto si è impegnato, per quanto ha lavorato per le pro loco, ed è Bortolo Carlotto. Ecco, quest'anno daremo a Bortolo Carlotto questo riconoscimento. Io farei un applauso, se mi permettete, a Bortolo. Altro, ma è già stato nominato dal Presidente, ci sarà la presentazione alle 11 del mattino di questo incredibile libro, scritto a più mani, ma con la direzione del professor Ronco, ma poi Professore promosso sul campo io. Ma poi probabilmente se gli va concesso un minuto lo Sì, per spiegherà forza. lui Come subito. potremmo. Altra cosa, come è stato già detto come Proloco, grazie alla Proloco di Montecchio Maggiore, quella di Alte Montecchio Maggiore, che come l'anno scorso ha messo a disposizione circa una decina di guide perché si potrà visitare la villa gratuitamente, lo ricordo, come è gratuitamente l'ingresso alla villa per tutti, anche la visita a questa splendida villa, soprattutto con i dipinti del Tiepolo. L'anno scorso abbiamo registrato 1250 visite per la villa, quindi sono numeri anche importanti. Ma un'altra cosa che ci teniamo moltissimo personalmente, ma anche come Proloco, è questo coinvolgere le famiglie. Noi ci teniamo tantissimo, come è già stato detto, le famiglie e i bambini, e quindi organizziamo nel retro della villa alcuni posti appositamente per i bambini dove sono in assoluta tranquillità, seguite da persone, e lì faranno dei giochi apposta per i bimbi. E qui devo ringraziare le bande, oltre per il supporto, oltre per la gestione, per l'amicizia che è anche nata come Proloco e come bande nel tempo, perché animeranno per tutta la giornata varie bande, suoneranno, e quindi sarà un momento veramente di festa per tutti. Altra cosa importante, come gli anni scorsi, ci sarà anche una mostra di pittura con più di 40 artisti e più di 100 opere d'arte. Ci sarà anche la novità della mostra fotografica grazie al Circolo Fotografico Vicentino e un paio di scultori che saranno lì, che lavoreranno le opere al momento. E ci sarà anche la FIDAS, ci sarà anche uno stand, un gazebo per la FIDA, perché anche noi ci teniamo moltissimo a far presente e sensibilizzare, soprattutto per quanto riguarda anche la donazione del sangue. E permettetemi un ringraziamento particolare al Presidente qui presente di Terre, il dottor Sasso, presente di Terre Venete, perché per la sensibilità, per la vicinanza, perché non diamo tutto per scontato. Quindi grazie Presidente, perché dimostra veramente anche la sua banca questa sensibilità che come associazioni veramente ne abbiamo bisogno, anche perché veramente non sapremo se no come organizzare queste manifestazioni, soprattutto in maniera gratuita per tutti quanti. E un grazie anche a Segato della Food and Drink, perché anche lui ci sta supportando in questa importante manifestazione.
Io avrei concluso, Grazie, grazie, Presidente. ringrazio voi per il supporto. Grazie mille. Grazie, grazie per quello che fate. Presidente Furlan, Presidente Nupli del Veneto, per un saluto. Allora, il mio saluto intanto al Vicepresidente del Consiglio per aver organizzato questa rassegna, perché servono per far capire chi siamo e cosa facciamo. Dico un grazie al Presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, perché un paio d'anni fa mi dice: ma mi vieni a trovare perché avrei un'idea. E questa idea è diventata realtà. Compie quest'anno 3 anni, ci auguriamo che sia una manifestazione che sicuramente lo sarà, superiore ancora a quella dell'anno scorso che ha fatto sold out. Ma dico grazie poi anche al presidente di Umbri Vicenza, Antonio Chemello, che è uno dei miei 7 presidenti che con me lavora per far capire quello che sono le Proloco. Noi abbiamo, e qua porto il saluto anche del nazionale, del presidente Antonino Laspina, e di quasi 7.000 Proloco che abbiamo in Italia. Ma lo dico con orgoglio, noi siamo la regione che è avanti. Lo è avanti perché io amministro sagre ed eventi di qualità e abbiamo il più alto numero di sagre di qualità, ma abbiamo i prodotti. Io quando sono in giro nelle altre regioni mi dicono: ma come fate? Facciamo perché ci facciamo sulle maniche e riusciamo a dimostrare quello che siamo, quello che valiamo. Come sagre di qualità, logicamente ci sono varie Proloco che hanno acquisito questo riconoscimento perché hanno le tipicità, hanno i prodotti e sono prodotti che sicuramente porteremo alle generazioni future. Dico con orgoglio, io sono arrivato a Roma nel 2016, che siamo riusciti a convincere il governo che era utile avere i giovani, i ragazzetti. Noi siamo riusciti ad ottenere da parte del governo perché ci avevano tacciato di sfruttamento minorile. Io credo che portarsi il figlioletto che viene insieme, che lavora insieme agli altri, credo che sia importante. Siamo riusciti ad avere da parte del governo l'autorizzazione di utilizzare i ragazzetti da 8 fino ai ragazzetti un po' più adulti che hanno 85 anni. Quindi abbiamo una fascia importante, una generazione, anzi più generazioni, che possono portare sicuramente un benefit per quello che noi riusciremo a fare, riusciremo a costruire. Dico grazie alla nuova amministrazione del Veneto perché non ci conosciamo, ci siamo visti ieri con il vicepresidente, ma anche con gli altri ci stiamo incontrando perché, lo dico in maniera forte, facendo squadra si ottengono dei risultati importanti. Noi abbiamo in Veneto 581, con l'ultima aggiunta che abbiamo fatto, 581 Proloco che aumenteranno. Abbiamo 42 consorzi a differenza delle altre regioni che non ce l'hanno. Abbiamo i 7 comitati provinciali, ma alle spalle di questi comitati, di questi consorzi, di queste province abbiamo 50.000 volontari. 50.000 volontari che lavorano gratuitamente per permetterci di vivere quelle manifestazioni. Faccio un passaggio veloce: noi abbiamo avuto il periodo della pandemia dove eravamo in gioco perché eravamo in aiuto alle amministrazioni comunali, dove purtroppo ci mancava quella socialità che noi avremmo. E qua dico grazie anche alle bande, perché stare insieme senza la musica alle volte diventa piatto, invece serve anche la musica. Io dico grazie di cuore a quello che si andrà a fare insieme, alla squadra che si riuscirà a costruire, ma a tutti i volontari, a tutti i dirigenti che riescono a coordinare e a organizzare e a far lavorare gratuitamente tutto questo mondo. Lo citava la signora per le bande, un mondo che lavora gratuitamente, non solo noi. E credo il Veneto abbia il più alto numero a livello nazionale di volontari che operano in Italia. Grazie. Grazie Presidente Furlan. La parola a chiusura del professor Ronco, autore di un libro a più mani, mi è stato spiegato, sulla storia della Proloco vicentina. Allora, grazie di questo invito e grazie di avermi accolto in questo magnifico gruppo. È stato nel corso della Festa della Repubblica, il 2 giugno,
che conversando amabilmente con Andrea Nardin e con Antonio Chemello si parlava di questo Festival delle Pro Loco, e in realtà raccontavo di avere scritto qualche anno fa un libro sulle confraternite enogastronomiche del Vicentino. È stato un libro che tra l'altro abbiamo presentato proprio qui in Consiglio regionale, e raccontavo anche che 10 anni fa l'allora direttore del giornale Ario Gervasutti mi chiese di scrivere un articolo di fondo che intitolai La Pro Loco Italia. Cioè, la mia visione è che se l'Italia funzionasse come una Pro Loco funzionerebbe molto meglio. E questa cosa... E questo articolo in realtà fu scritto in epoca non sospetta, per cui la mia simpatia per le Pro Loco era trasparente in quel momento, e dissi: ma perché non scriviamo anche un libro sulle Pro Loco? E devo dire che ho subito raccolto un grande entusiasmo, anche perché lo faccio meno, voglio niente, e quindi lo portiamo avanti con entusiasmo. In realtà poi ho avuto una grandissima collaborazione dall'Umpli Vicenza, l'ufficio, le due segretarie sono due persone straordinarie, però non volevo fare un catalogo, un elenco telefonico delle Pro Loco vicentine. 125 Pro Loco, 125 possibilità di far conoscere realtà, le diversità che sono la bellezza della nostra Italia, la bellezza del nostro Veneto, la bellezza della nostra provincia. E allora che cosa ho fatto? Ho chiesto a una serie di amici, personaggi molto noti ma anche estremamente importanti e illustri, di garantire un cappello culturale a questo libro, dove parliamo di fauna, parliamo di flora, di attività venatorie, poi parliamo di attività enogastronomiche, la produzione latto-casearia, oli e vini, metodi di cottura, ma anche naturalmente l'attività artigianale, che credo che l'artigianato sia una delle potenti squadre che tengono in moto la nostra provincia. Poi affidato a Fernando Rigon, grande cultore dell'arte vicentina, la parte che riguardava proprio l'architettura e l'arte nella nostra provincia, ma anche altre cose, fra cui la nascita delle Pro Loco come luoghi del cuore, e Gian Domenico Cortese mi ha aiutato anche a raccontare come sia importante l'ecosostenibilità e quindi lo sviluppo sostenibile di queste zone. Per non parlare poi di Don Antonio Marangoni, che ci ha raccontato come ci sia stata l'evoluzione dagli oratori ai comuni e così via. Quindi è un libro che racconta molto del nostro territorio. Lo riassumerei in 4 parole: tradizione, innovazione, territorio e umanesimo. C'è tutto all'interno di questo, e poi ci sono delle meravigliose schede che sono state compilate con grande fatica e con grande sforzo, che raccontano delle singole Pro Loco, per avere a questo punto un compendio di quella che è l'attività. Naturalmente raccontiamo di sagre paesane, un bellissimo capitolo fatto da Roberto Ciambetti racconta sulle origini dei nostri dialetti e dei modi di dire che sono diversi di comune in comune. Quindi sarà un libro che spero leggerete con piacere, e che vedrà la luce proprio fresco di stampa esattamente il giorno del 19 aprile. Un grazie a tutti quelli che mi hanno dato una mano. Grazie professore. Visto che ci ha raggiunto l'assessore Zecchinato, chiude lui la conferenza stampa. Io rinnovo i saluti e l'invito all'evento, alla manifestazione del 19 aprile a Villa Cordellina con le bande e le Pro Loco. Prego, assessore. Chiusura. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio il vicepresidente Francesco Rucco, saluto tutti i presenti, in particolare il presidente
della provincia di Vicenza Andrea Nardin, il presidente Umpli Vicenza Antonio Chemello e anche Rino Fullan come rappresentante di Umpli Veneto presidente, ovviamente tutti gli ospiti presenti oggi. E per me è un piacere essere riuscito ad arrivare in tempo a portarvi il saluto anche della Giunta. È sicuramente un evento importantissimo per Vicenza, so che è già stato detto, è già stato citato, una bellissima iniziativa partita diciamo quasi come sfida, no, dalla provincia di Vicenza su un contesto bellissimo, Villa Cordellina, un bene monumentale fantastico. Invito anch'io tutti a partecipare quel giorno a questi festeggiamenti. Come Regione Veneto abbiamo cercato di sostenere, anche se da parte del Leone la fa la provincia, questa iniziativa. So che anche quest'anno avete presentato la richiesta a valere sull'identità veneta come lo scorso anno. Noi ovviamente contiamo e confidiamo di esserci. Sapete che il bilancio lo abbiamo approvato da pochi giorni, per cui insomma nelle prossime settimane vediamo di essere più operativi e un po' più concreti, quindi confido insomma che riusciremo a dare una mano anche quest'anno. Per me è un'occasione per ringraziare soprattutto le Umpli e le bande, insomma, perché sono veramente una delle icone dell'identità veneta territoriale, moderna e contemporanea, per cui veramente grazie, e grazie anche a chi ha organizzato questa conferenza e anche presentato il libro. Saluto il professore Ronco presente, insomma già autore di diversi libri. Questo sicuramente credo un libro interessante, perché magari non parla di medicina, non parla di situazioni particolari, ma parla di proloquio, insomma, e quindi veramente grazie. Grazie a voi, Grazie, arrivederci a presto. Assessore, grazie. Peraltro io vieni vicino a me, faccio un saluto a tutti, un ringraziamento, vi